Buongiorno. La settimana scorsa abbiamo visto una serie di episodi quasi praticamente ininterrotti che hanno rappresentato un grande trasferimento di risorse dal sud al nord. Però abbiamo concluso la trasmissione dicendo che questi episodi sono solamente la punta dell'iceberg, nel senso che c'era proprio una politica generale di sfruttamento del Sud. Il Sud era stato visto come una risorsa. La classe politica piemontese, che divenne la classe politica dell'Italia Unita, voleva utilizzare le risorse del Sud e in generale il Sud per risolvere i gravi problemi dello Stato piemontese. Il primo di questi problemi era la disoccupazione, ma la disoccupazione portava ad una estrema miseria della popolazione, c'erano sacche di miseria inimmaginabili all'interno delle quali poi nascevano fenomeni di delinquenza spesso organizzata e spesso invece individuale, ma legata alla disperazione, alla necessità in qualche modo di sopravvivere. Questa situazione è poco conosciuta, però esisteva, è un dato di fatto, tant'è vero che l'emigrazione in Italia comincia proprio in Piemonte e per lunghissimo tempo rimane un fenomeno sostanzialmente piemontese, ligure e lombardo. E anche alla fine, quando termina il primo grande periodo dell'emigrazione italiana, la cosiddetta emigrazione storica, i piemontesi restano il popolo che ha dato il maggior numero di emigranti. Quindi il Sud era visto come una risorsa, come un mezzo per risolvere i problemi che c'erano nel Piemonte, nello Stato che aveva tutto sommato conquistato il resto dell'Italia. Questa situazione che non riguarda solo alcuni episodi specifici, ma riguarda proprio il modo in cui veniva amministrata l'Italia dell'epoca, ci viene descritta in maniera molto efficace dal deputato Francesco Proto Carafa, duca di Maddaloni, nella famosa interpellanza del 20 novembre 1861, inoltrata alla presidenza della Camera, ma che non venne poi letta. Vediamo cosa ci dice il Proto Carafa e precisando anche una cosa: quello che dice il Proto Carafa è assolutamente incontrovertibile, cioè non c'è pericolo di considerare le sue affermazioni come affermazioni di parte, perché Proto Carafa era stato un avversario dei Borbone, aveva pagato sulla sua pelle le sue idee politiche perché era dovuto andare via da Napoli e uno dei 750-800 esuli. Ed era uno che aveva combattuto contro il Borbone, però quando poi torna a Napoli, si dà alla vita politica, viene eletto deputato, comincia a vedere tutte le cose che non vanno e poco per volta cambia opinione. Ma sono molti, sono diversi gli esuli che poco per volta, dopo l'unità, cambiano la loro posizione e nel corso di queste trasmissioni ne incontreremo anche altri. Quindi Francesco Proto Carafa, quando scrive questa interpellanza, quando scrive queste cose che sentiremo noi ora, non è ancora diventato un nostalgico dei Borbone. Purtroppo sarà costretto, purtroppo dal suo punto di vista, logicamente, sarà costretto a diventarlo perché si accorgerà che quello che sta succedendo nel Sud è qualcosa di terribile. Leggiamo quello che ci dice, perché è una testimonianza importantissima. La sua interpellanza è molto lunga, io già in altre occasioni ho consigliato ai miei ascoltatori di scaricarla da internet e di leggerla integralmente. Sono 20-30 pagine nelle quali veramente è sintetizzata la tragedia del Sud. Questo frammento però è molto importante per quello che stiamo dicendo ora. Intere famiglie veggonsi a cattar l'elemosina, diminuito, anzi annullato il commercio, serrati privati opifici per concorrenze subitanee, intempestive,
impossibili a sostenersi per l'annullamento delle tariffe doganali. E frattanto tutto si fa venire dal Piemonte, persino le cassette della posta, la carta per i dicasteri e per le pubbliche amministrazioni. Non vi è faccenda nella quale un onest'uomo possa buscarsi qualche ducato che non si chiami un piemontese a disbrigarla. A mercanti del Piemonte si danno le forniture della milizia e delle amministrazioni, o almeno le più lucrose. Quindi, come vedete, i politici piemontesi dell'epoca, che avevano adesso in mano la politica italiana, utilizzano il Sud per risolvere il problema della disoccupazione in Piemonte, come vi avevo anticipato io prima. Burocratici del Piemonte occupano quasi tutti i pubblici uffici, gente spesso più corrotta degli antichi burocratici napoletani e di un'ignoranza e di un'ottusità di mente che non teneasi possibile dalla gente di mezzodì. Anche a fabbricare le ferrovie si mandano operai piemontesi, i quali, oltraggiosamente, si pagano il doppio dei napoletani. A facchini della dogana, a carcerieri vengono uomini del Piemonte e donne piemontesi si prendono a nutrici nell'ospizio dei trovatelli. Quasi neppure il sangue di questo popolo fosse più bello e salutevole. Questa è invasione, non unione, non annessione. Questo è un voler sfruttare la nostra terra come terra di conquista. Il governo del Piemonte vuole trattare le province meridionali come il Cortes o il Pizarro facevano nel Perù e nel Messico. Vabbè, qua ci sarebbe da precisare che in effetti sul Cortes e sul Pizarro esistono delle leggende che andrebbero per molti versi sfatate, ma non è questo né il momento né la sede per parlare di argomenti così complessi. Questo è quello che ci dice il Proto-Carafa e, come vi ho detto, è una testimonianza assolutamente incontestabile. Il Carafa non aveva nessun motivo di esagerare le cose che diceva, ma abbiamo un'altra testimonianza molto simile, anche questa proveniente da una fonte attendibilissima, e cioè il liberale Roberto Savarese. Anche lui era stato tra gli esuli, ed lui è uno di quegli esuli che dopo l'unità prendono la decisione di tornare a Napoli. Tornato a Napoli si dà anche lui alla vita politica, ed ecco che cosa scrive nella famosissima lettera inviata a Giovan Pietro Viessù il 13 luglio del 1861. Abbiamo mandato via gli impiegati vecchi, ma ancora ci mancano i nuovi. Abbiamo destituito a capriccio, per odio di parte e spesso, cosa vergognosa, per far posto agli amici. Le nostre istituzioni se ne vanno in fumo. Abbiamo destituito, abbiamo mandato via, eccetera. Questo perché? Perché bisognava fare spazio agli impiegati e funzionari e dirigenti piemontesi che dovevano venire a lavorare nel sud. Anche questo che dice il Savarese è in qualche modo legato al problema della disoccupazione. Poco lontano dal luogo ove io dimoro, tra Portici e San Giovanni, è una fonderia bellissima del governo, sta parlando di Pietrarsa. Vi si fabbricano macchine, cannoni, proiettili e mille altre cose ancora. Lo credereste? La vogliono vendere. Pietrarsa non fu venduta, venne data in affitto ad uno speculatore milanese, ma di questo parleremo quando parleremo delle industrie nel sud. Se il governo ha simili stabilimenti in Piemonte, perché non deve averne anche a Napoli? È logico, perché bisogna distruggere la concorrenza. Intanto il paese si commuove. Attenzione a questo passaggio, perché è molto simile a quello che ci ha detto il Carafa. Intanto il paese si commuove che si fa la guerra alle industrie napoletane e tutto deve venire dal Piemonte. Molti concludono con queste brutte parole, ci trattano come un paese conquistato. Quindi abbiamo visto, non si è trattato di episodi
con i quali si sono sfruttate le risorse del Sud, ma era una situazione generale. La politica generale dell'epoca era questa. All'interno di questa politica generale si sono poi verificati alcuni episodi particolarmente importanti, che io vi ho elencato tutti nella precedente trasmissione. Adesso dedichiamo qualche minuto al primo di questi episodi, cioè all'ampliamento della rete ferroviaria nel Sud, che rappresenta allo stesso tempo un caso di conflitto di interessi di proporzioni epocali e che rappresenta anche il primo grande scandalo dell'Italia Unita. Cosa succede? Succede questo, che quando Garibaldi conquista Napoli è già in corso l'ampliamento della rete ferroviaria del Sud. I lavori sono stati affidati a due imprese, una napoletana ed una pugliese. L'impresa napoletana è quella dell'ingegnere Giuseppe Bayard e quella pugliese è l'impresa Melisurgo. Questi lavori stavano procedendo con una certa lentezza, ma questo era un fatto tipico dei lavori pubblici nel Regno delle Due Sicilie, perché il Regno delle Due Sicilie aveva, possiamo dire, un principio al quale non si poteva derogare, ovverosia bisognava rispettare il pareggio di bilancio. C'era proprio una visione quasi religiosa di questo pareggio di bilancio e specialmente Ferdinando II era convintissimo che non bisognasse mai venire meno a questo pareggio di bilancio. Era una cosa sbagliata, era una visione antica dell'economia. Può essere, a noi in questo momento questo non interessa, a noi importa che il Regno delle Due Sicilie fosse molto convinto della necessità di chiudere il bilancio in pareggio. E questa è una cosa importante perché poi il Regno delle Due Sicilie nel bilancio dell'Italia Unita conferirà un debito pubblico praticamente irrisorio, anzi addirittura un debito pubblico sostanzialmente contabile, perché il debito pubblico era ampiamente coperto dalle risorse statali. Quindi, per questo motivo, i lavori pubblici dovevano essere fatti con un grande contributo da parte dell'impresa che li effettuava. Quindi le imprese si dovevano procurare delle risorse, dei fondi per fare questi lavori pubblici e poi avrebbero recuperato i soldi anticipati e avrebbero incamerato i profitti e gli utili con delle concessioni a tempo molto lungo. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che quando poi l'ampliamento della rete ferroviaria del Sud venne terminato, come vedremo adesso da un'impresa del Nord, a conti fatti costò 3 volte di più di quanto sarebbe costato con i contratti borbonici. Quindi quando Garibaldi conquista Napoli è in atto questo ampliamento della rete ferroviaria. E Garibaldi cosa fa? Garibaldi revoca questa concessione e assegna i lavori ad un'impresa sorta per l'occasione che prese il nome di Società Italica Meridionale. I soci di questa società erano Pietro Adami e Adriano Lemmi, due importanti banchieri livornesi, ma anche esponenti di primo piano della massoneria. Questi banchieri avevano in parte finanziato la spedizione di Garibaldi e quindi Garibaldi pensò di ricambiarli dando loro questa concessione. E lo fece anche perché lui voleva fare carriera nella massoneria e poi Adriano Lemmi lo avrebbe aiutato molto in questo perché Adriano Lemmi divenne addirittura gran maestro della massoneria. Ora, quindi, diciamo che questa operazione fu un'operazione assolutamente inverosimile perché non è giustificata una cosa del genere. Se stiamo facendo un'unificazione, ogni impresa continua i lavori che sta facendo. Invece furono sottratti i lavori alle due imprese meridionali e assegnati a questa impresa toscana. Ma se esistono gli sciacalli, esistono anche gli sciacalli che mangiano gli sciacalli. Era mai possibile che lo Stato italiano, tutto filo piemontese, lasciasse andare una cosa del genere? Assolutamente no. Quindi si misero in movimento energie oscure e alla fine il Parlamento
il 21 agosto del 1862 revocò la concessione alla impresa livornese e la assegnò ad una società che ancora non era stata costituita, che sarebbe stata costituita addirittura un mese dopo, quindi esisteva solo sulla carta, ad una società con capitale interamente milanese e torinese. Questa nuova società prese il nome di Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. Come dicevo, questo è stato il primo grande caso di conflitto di interessi, ma è un caso di conflitto di interessi di portata quasi inimmaginabile, perché presidente di questa struttura era Bastoggi, ovvero sia il ministro dei lavori pubblici. Segretario generale era Guido Susani, ovvero sia uno dei leader della destra storica. Vicepresidenti erano l'ex primo ministro Ricasoli e il leader della destra storica nel sud Italia, Giovanni Barracco, calabrese. Il consiglio di amministrazione era composto da 22 elementi e nel mio libro La storia dell'Italia Unita io li elenco tutti uno per uno, adesso non posso farlo perché altrimenti la trasmissione dura troppo, ma vi dico sinteticamente che questi componenti del consiglio di amministrazione erano tutti pezzi grossi della politica dell'epoca. Quindi praticamente chi aveva in mano il potere in quel momento si procurò questa fonte di guadagno non indifferente. Il capitale di questa nuova società, come vi ho detto, fu costituito da una banca torinese per metà e per l'altra metà da 3 banche milanesi. Il capitale era di 100 milioni. Quindi si tratta di un caso di conflitto di interessi spaventoso. Ma cosa succede? Succede che la stampa dell'epoca, che era una stampa veramente ribelle, una stampa composta da giornalisti che si facevano anche sparare, si facevano arrestare, e non è uno scherzo, ebbene la stampa dell'epoca cominciò a indagare perché era una cosa strana, una società costituita da tutti i pezzi grossi della politica dell'epoca, c'era qualcosa dietro e la stampa cominciò ad accertare che c'erano stati dei casi di corruzione, dei casi di do ut des, quindi alcuni parlamentari si erano fatti comprare. Quindi il Parlamento non potette fare a meno di istituire una commissione d'inchiesta. La Camera dei Deputati il 21 maggio del 1864 istituisce una commissione d'inchiesta. Questa commissione d'inchiesta lavora in maniera molto seria e accerta in maniera incontrovertibile, cioè addirittura ottiene delle confessioni da parte di alcuni politici, quindi accerta che ci sono stati dei casi di corruzione. Molti politici si sono fatti comprare. Questo episodio non comporta nessuna conseguenza da un punto di vista giuridico, perché la commessa non venne revocata. Quindi, nonostante che il Parlamento avesse accertato in maniera incontestabile alcune irregolarità, l'operazione continuò e la magistratura non pensò di acquisire gli atti del Parlamento per iniziare una sua inchiesta, ma la magistratura all'epoca era molto poco indipendente. Però questo scandalo portò delle conseguenze enormi a livello di reazione dell'opinione pubblica. In tutte le città italiane la gente scese per strada, protestò, insomma divenne un caso clamoroso. Addirittura un gruppo di cittadini livornesi, perché anche Bastoggi era livornese, costituì un comitato per chiedere la revoca della cittadinanza a Bastoggi. Quindi fu successo il putiferio in Italia. Tutti i politici coinvolti in questo scandalo, quindi tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, Bastoggi e Susani, si dimisero dal Parlamento, anzi addirittura Susani si autoesiliò, quindi andò via dall'Italia, si abbandonò la vita politica, andò via dall'Italia e morì addirittura all'estero. E Ricasoli, nonostante le pressioni enormi che ha avuto in tutta la sua vita, non è mai più rientrato nella scena politica, però è rimasto ovviamente come imprenditore. L'unico politico che non si fece scrupoli di rimanere nella vita pubblica italiana fu Ricasoli, ma Ricasoli all'epoca era il punto di riferimento del comitato di affari esistente in quel momento nell'Italia del nord-ovest.
il comitato affaristico del Nord-Ovest. Quindi questo episodio dell'ampliamento della rete ferroviaria del Sud cosa rappresenta? Rappresenta tante cose contemporaneamente. Innanzitutto rappresenta un caso di sfruttamento enorme delle risorse del Sud, perché c'erano due imprese del Sud che stavano facendo questi lavori, furono sostituite da un'impresa del Nord, un'impresa addirittura nata per l'occasione. E quindi questa impresa, come io ho detto tante altre volte, cosa fece? Venne al Sud, finanziata con i finanziamenti dello Stato italiano, quindi finanziata con i soldi delle tasse che per metà venivano da cittadini del Sud, venne nel Sud a fare questi lavori, produsse degli utili, produsse dei profitti che si portò al Nord. Quindi il Sud venne, in questo caso evidentemente, pesantemente sfruttato. Ma non succedeva il contrario. L'ampliamento della rete ferroviaria al Nord fu fatto da imprese del Nord. Quindi questo episodio rappresenta un caso eclatante di sfruttamento delle risorse del Sud, rappresenta un caso clamoroso di conflitto di interessi, perché abbiamo visto quanti politici si inserirono in questa società. Rappresenta anche il primo grande scandalo dell'Italia Unita, perché ci fu una commissione di inchiesta parlamentare che accertò tutte le irregolarità. Insomma, è un episodio veramente importante nella nostra storia, del quale però si parla molto poco. E poi rappresenta anche, se vogliamo, un modo per smentire certi luoghi comuni. Tuttora, ancora oggi, io leggo sempre tante polemiche, tante discussioni, ci sono molti custodi dell'ortodossia filosabauda i quali dicono sì, ma nel Sud le ferrovie sono state fatte dopo l'unità. Non è vero, le ferrovie erano già cominciate e la cosa è assolutamente incontrovertibile. Stavano procedendo con i soliti tempi con i quali procedevano i lavori pubblici nel Sud, e anche nel pezzo che abbiamo letto di Proto Carafa lui dice che le ferrovie in quel momento si stavano facendo, e quel pezzo risale al 1861, quindi l'unità era stata fatta da poco. E appunto questi lavori ferroviari fatti in Piemonte erano stati lavori che avevano devastato l'economia piemontese, e di questo parleremo sicuramente o nella prossima puntata o in una delle prossimissime nostre puntate, perché veramente la situazione economica piemontese crollò completamente, il debito pubblico piemontese raggiunse livelli insostenibili proprio a causa di questi lavori. Io direi che per oggi abbiamo terminato. Penso di aver spiegato bene tutta questa vicenda relativa ai lavori ferroviari nel Sud Italia, e penso di aver anche smentito alcune leggende metropolitane che sono diffuse, che sono in giro da tempo, ma sono assolutamente infondate. Grazie a tutti e alla prossima settimana.